Gli scorci di Sardegna rivivono nelle opere di Elga Manconi, 45 anni di Masullas, provincia di Oristano, e da 10 una passione particolare che è riuscita a trasformare in arte, appunto dei quadri che però non si possono definire quadri perché non sono dipinti. Esattamente come si chiamano? Allora, sono dei bassorilievi in gesso e pitturati poi con l'acquarello. Quanti ne ha realizzato finora in questi 10 anni? Allora, quadri grandi una decina e piccoli, medi, diversi, 30, 40. Facciamo qualche esempio concreto. Questo è lo scorcio di quale paesino sardo? Questo è lo scorcio di Curcuris. È un paesino praticamente vicino ad Ales. È molto carino perché comunque ha il centro storico e rappresenta un bel paese. Questi invece più piccoli, ad esempio ci sono anche dei particolari come questa? Sì, questa per esempio è di Tuili. Sono dei portali che comunque hanno ristrutturato e quindi mi sono piaciuti e quindi li ho ripresi, insomma. Ogni sua opera è indubbiamente particolare e bella. Qua ne abbiamo altre. Qui ad esempio dove ci troviamo? Allora, qua per esempio è un paesetto, si chiama Nureci. Nureci. Sì, dove anche qui hanno ristrutturato, hanno fatto il centro storico, mi è piaciuto e quindi ho fatto la foto e poi realizzato il quadro. La sua è una passione, raccontare la Sardegna appunto con una tecnica decisamente particolare. Nei fatti richiede molto impegno. Sì, sì. Per realizzare uno magari delle sue opere grandi come quella che c'è alle spalle, grandi, quanto serve? Ci vuole un mesetto buono, sì, per poterlo realizzare. Perché comunque c'è tutta una tecnica poi per l'asciugatura, eccetera, e poi poterlo pitturare. E quindi i tempi comunque sono lunghi. In 10 anni lei avrà dovuto comunque girare per questi paesini, Sì. poterli riprodurre. Forse è anche quello il bello della sua passione barra lavoro. Sì, perché comunque vederli dal vivo personalmente è un'altra cosa e si riesce comunque a cogliere diciamo le zone più caratteristiche e quindi da lì è quello il bello. Ecco, un'ultimissima domanda. Qual è nei fatti la Sardegna che lei ha conosciuto con gli occhi dell'artista, ovviamente in questi 10 anni di viaggi interni? La zona più caratteristica o più... Noi, la tipologia di Sardegna, cioè esiste ancora una Sardegna appunto dei piccoli comuni, delle tradizioni? Sì. Lei nei fatti riproduce scorci di paesini? Sì, scorci di paesini no, esiste, infatti hanno valorizzato comunque questi centri storici, soprattutto nei paesini e da lì è nata comunque l'idea di dire, cioè, perché non valorizzare comunque i centri storici sardi, iniziando proprio dalla mia zona, cioè la Marmilla. Dalla Marmilla quindi a tutta la Sardegna però quella antica che rivive grazie alle sue opere. E il mercato è buono, sono Allora, sono opere richieste. apprezzati, però in effetti bisogna comunque spostarsi perché nella mia zona è un pochettino più difficile, il lavoro insomma non c'è per tutti, quindi bisogna comunque spostarsi, dove c'è comunque anche più turismo. Oppure queste occasioni, in questo caso Villa Muscas, per il periodo natalizio, ecco. Allora, il pensierino ci sta, ecco.